Arnoni demanda se li subra de trassa de grafia italianizzanta a Nisa. Allora, per aquello che lo sapon pas, la grafia italianizzanta è la maniera de scrivere l'unisarte che è stata la mai utilizzata al secolo XIX e un po' avant, un po' après. Pia l'ucadu dell'italiano vuol dire che per lo son che escriu CH, per lo son CH escriu CI, per lo son U escriu U e per lo son IE escriu GL, per esempio. Des traces en insubra tout plein, tant qu'il y a des noms che en tout plein cambia perché sono scritti me la grafia italianizzanta, ma li liegio ben codu che è francese. Es come che lo nom de famiglia Chais es vengute Sies, o che lo nom de famiglia Bourillon es vengute Boriglion. E es parie per lo nom d'aiue che la conosces besai, la valada d'Auchans. La conosces, ma la sumes, la vallée du Sion. E a qua face l'attualità che è nata fa perché la villa di Nice ha decidato in 2021 di cambiare l'escritura del nome di una scuola, che dona fin dal nome a tutto il quartier, è la scuola Fuoncauda, perché era scritta nella grafia italianizzante, donc F-U-O-N, Cauda, e tutto il mondo dia Fioncoda, che ho trovato che era pas tout plein elegante. Per aquel mes de genouiller, avem decidat de rispondere ai vostre questions sur l'Unisart, donc non hesitez a le demander a le commentari. Ciao ciao, cau che ve!